Garantisce che si farà possibile e impossibile per sostenere lavoratori e aziende al governatore del Veneto Luca Zaia all'indomani della notizia della richiesta di cassa integrazione per ben 244 lavoratori della Stefanel di Ponte di Piave. Proprio alla regione si era rivolto il sindacato chiedendo e ottenendo un incontro su questo tema lo scorso 8 gennaio. L'evoluzione delle ultime ore prefigura la profonda trasformazione, se non la fine di un'avventura imprenditoriale che ha fatto storia a livello trevigiano e veneto. È una bruttissima notizia e anche questo è l'esito di un periodo di crisi che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E è brutta notizia, doppiamente brutta, perché da un lato si rivolge a molti lavoratori la cui occupazione viene messa in discussione e dall'altro non dimentichiamoci che Stefanello, un biglietto da visita a livello nazionale e internazionale, è un'azienda identitaria, è un'azienda veneta, è un'azienda di una famiglia per bene che conosciamo, e quindi spiace ancora di più. La regione dal canto suo sarà al fianco ovviamente dei lavoratori dell'azienda per quello che può fare. Ma quali sono dunque i passi che la Regione può compiere per dare concretamente un sostegno in questo momento di profonda crisi e timore per i lavoratori? Ma tutte le misure possibili e immaginabili che ci sono concesse dalla legge, quindi il tema degli ammortizzatori e altri interventi. È un'azienda simbolo, non possiamo permetterci di non tentare l'impossibile per dare una mano a questi lavoratori e a queste imprese.